Eccoci insieme cari telespettatori, sempre nello spazio dell'FNP CISL. Questa volta parliamo con l'Anteas. Che cos'è? È una cosa in un'associazione molto interessante che ha la sua età, 20 anni circa, una costola, insomma nasce dall'FNP della CISL, quindi del sindacato dei pensionati della CISL, poi si sviluppa, insomma ha una vita autonoma e organizza, per semplificare, il tempo libero, il volontariato, le tantissime attività e non solo per tante persone, giovani, meno giovani, anziani soprattutto, ed è di stimolo per poter continuare a star bene anche in un contesto di più persone, per sentirsi sempre attivi, per essere sempre partecipi di tante iniziative molto particolari, interessanti, culturali, di svago. Insomma, ve ne racconteremo, anzi vi racconteranno di questo e di altro i nostri esperti, i nostri ospiti dell'Anteas, cioè l'Associazione Nazionale Tutte Età Attive per la Solidarietà, che è Luana Moras, Presidente Coordinamento Anteas Venezia e Presidente Anteas San Donà di Piave, grazie di essere qui con noi, e Amerigo Lissandron, Presidente Anteas Veneto, grazie anche a lei, ben arrivato, ben ritornato, che era tempo dietro era già venuto da noi in trasmissione. Allora, detto questo, io direi un po' in generale di spiegare ai nostri telespettatori Anteas che cos'è, dove si trova, com'è strutturata. Allora, Anteas si trova, le caratteristiche a livello nazionale, ma nel Veneto si trova in tutte le 7 province del Veneto. È strutturata con dei coordinamenti e poi con la rete delle associazioni che operano in tutto il territorio. Nel Veneto ci sono in tutte le 7 province un po' suddivise 210 associazioni che operano tutti i giorni e che fanno le loro attività. L'associazione Anteas nasce da questa intuizione avuta dall'FNP negli anni, 20 anni fa, 22. Vorrei sottolineare che Anteas nasce nel Veneto. E quindi la sua nascita nasce nel Veneto, poi ha camminato, ha fatto le sue radici fino a che è arrivato a costruire la struttura di carattere nazionale e quindi poi tutte le strutture a livello regionale e provinciali. Ha una sua caratteristica perché avendo strutturata con i provinciali, che non tutto il territorio nazionale è così, e con le associazioni territoriali, permette di essere più vicine nel Veneto a quali sono i bisogni delle persone e tutti i giorni che le associazioni fanno da questo punto di vista. Quindi credo che oggi, in questi momenti di crisi e di difficoltà, dove le famiglie sempre di più hanno bisogno di essere supportate da servizi che purtroppo in certi momenti la politica non li dà o magari è assente, penso ad alcuni che sono essenziali, il trasporto sociale, tanto per dirne uno. Noi abbiamo centinaia e centinaia nel Veneto di volontari che tutte le mattine si alzano e prendono il mezzo, che è comunque il pulmino, e portano a tutte queste persone che hanno bisogno, dalle visite mediche a qualsiasi altro posto, addirittura al mercato, perché delle volte l'aggregazione avviene attraverso anche il fatto che molte persone sole, perché la solitudine, che è oggi il dramma incredibile di questa società evoluta, lascia molte persone sole e quindi delle volte la solitudine diventa un elemento, una malattia di fatto. Quindi il fatto che noi li portiamo fuori, li portiamo ai centri anziani, li facciamo aggregare, a divertire, addirittura molte di queste persone che partecipano ai nostri centri anziani creano coppia. Che bello, quindi è un momento anche importante perché si crea una sensibilità che forse magari dall'esterno, qualcuno che non conosce Anteas, non conosce il mondo del volontariato, gli sfugge questo tipo di particolare. Il Veneto ha questi 200, per fortuna, su 500 e passa associazioni a livello nazionale di Anteas, il Veneto ne ha 210, 220. Sono tantissime. Quindi... Ecco, come funziona l'agganciare Anteas? Perché magari chi ci ascolta dice: che bello, piacerebbe anche a me, però non riesco a uscire di casa, ad andare perché sono un po' fuori, però mi piacerebbe partecipare a qualcosa, avere informazioni su che cosa viene fatto nel mio territorio in ambito regionale. Allora, di solito nei territori laddove Anteas è presente fa delle iniziative, spiega alle persone quali sono le cose che fa, ma le tocca con mani, perché faccio l'esempio.
quando noi facciamo le convenzioni, le facciamo con i comuni, perché è chiaro, noi trasportiamo persone bisognose, queste persone che salgono nei nostri mezzi di trasporto parlano, chiacchierano, quindi là dove ci siamo, la gente ci conosce, possono chiamare perché per esempio i nostri numeri, quelli delle nostre associazioni, sono anche a disposizione attraverso gli uffici comunali dove abbiamo le convenzioni o le ULSE, quindi sono dentro lì, o li possono trovare addirittura nei siti delle associazioni o nei luoghi laddove siamo presenti nelle sedi delle CISL o dell'FNP, è chiaro li possono trovare anche là. In qualsiasi momento, o se non li trovano basta chiamare. Ci sono i numeri, chiamano il provinciale, faccio l'esempio che i numeri ci sono, e il provinciale dice... Ecco qua, infatti volevo chiedere appunto la slide questi sono i numeri. Quindi lasciamola un pochettino qui ferma questa slide in modo che le persone possano vedere un numero e magari appuntarselo per Faccio poterlo l'esempio, chiamare. su Padova, visto che siamo sul territorio padovano, su Padova per esempio ci sono 50 associazioni. Se chiamano il provinciale e dicono che c'è sempre una persona che risponde, un ragazzo giovane che risponde, dice io sono di Campo San Piero, faccio per dire una cosa, avrei bisogno di questo servizio, allora si chiama l'associazione, gli dà il numero dell'associazione, lo chiama e si verifica se ci sono le condizioni perché questo si possa fare lo servizio. Perché per esempio le cose importanti, un'altra cosa importante che a Padova, che Anteas fa, per esempio il banco alimentare, che è una delle cose importantissime, perché in questo periodo di crisi, per esempio a Padova, che noi siamo comunque iscritti come si dice, al Banco Alimentare di Verona, noi distribuiamo ogni mese 90 pacchi a 90 famiglie. Caspita, non è poca Quindi cosa. tutte queste, e come li facciamo? Li facciamo in collaborazione con gli assistenti sociali e su segnalazione di questi, non è che li facciamo, e quindi chiedendo anche a questi magari anche quali sono le loro caratteristiche e i loro bisogni, perché queste cose vanno anche poi fatte in maniera bene, perché uno potrebbe anche dire vado a destra, vado a sinistra, no, noi cerchiamo di dare il banco alimentare, dare un pacco a persone che hanno veramente bisogno, non Sì, tanto per darlo, insomma. Esatto, Ecco, quindi ci sono attività che sono fondamentali per Antea, che magari sfuggono all'attenzione del singolo cittadino, che delle volte anche, come si dice, bisognerebbe ricercare di più e quindi anche poi trovare anche le risposte su questa cosa qui. Comunque Antesa è ristrutturata bene nel Veneto, perché facciamo tutto, quindi facciamo dei soggiorni, facciamo dal trasporto Avete sociale. 4 macro aree, no? Se non Certo. sbaglio, sì, 4 attività di tipo sociale, trasporto, consegna pasti, di cui diceva, attività nei centri anziani, adesso ci racconterete magari anche la signora, cultura e aggregazione, gite, corsi, sport e attività nelle scuole. Certo. Poi, no, se mi permette una cosa, Anteas Veneto ha partecipato a un bando ministeriale con la Regione Veneto, che naturalmente l'ha vinto, è una ricerca fatta sugli anziani. Noi pensiamo di fare una ricerca sugli anziani nel Veneto abbastanza importante, è finanziata dalla Regione Veneto, con la partecipazione del regionale, quindi di Antea regionale, e di tutti i 7 coordinamenti. Questa ricerca ha un scopo fondamentale, che è quello di capire quali sono le condizioni di vita dei nostri anziani, perché una ricerca viene fatta sugli over 65 in su, e una volta capito quali sono le condizioni di vita, come vivono oggi, dello stato sia di salute ma anche dal punto di vista economico, ma anche dal punto abitativo, e la ricerca ci dice anche quali saranno i bisogni futuri di queste persone che oggi lavorano, che sono nel territorio e che hanno questo tipo di problematica. Assieme a questa c'è anche fatta la ricerca sulle narrazioni, circa 120 narrazioni, che ci sono 120 anziani, una cosa bellissima, che raccontano la loro biografia, quindi la sua storia di vita, che poi noi faremo un opuscolo, un libro su questa cosa, che da quello che sta emergendo dalle narrazioni è una cosa bellissima. Infatti sono storie perché sono storie reali, individuali, personali, che poi a momenti diventano belle, ma nello stesso tempo
colgono anche momenti di tristezza, di difficoltà della vita di ognuno di questi soggetti perché sono passati anche per momenti Ma tristi. le scrivono loro, gli anziani, oppure le raccontano? E Allora noi abbiamo un gruppo di lavoro che va assieme alle associazioni, andiamo nelle associazioni, concordiamo con loro di 4-5 persone al colpo, anziane, facciamo l'intervista di mezz'ora, quindi queste ci raccontano, la registriamo e la scriviamo e poi la passiamo attraverso e quindi poi la metteremo a disposizione, quindi lo faremo in maniera molto, molto visiva, faremo anche un convegno, faremo qualcosa di bello, perché non tutti sanno come sono le condizioni dei nostri anziani, anzi molti pensano di saperlo, ma non lo sanno. Come viene vissuta anche la situazione. Esatto, e come viene vissuta questa cosa, perché se noi andiamo nei centri anziani, faccio un esempio banale, sono sempre riempite da persone di questo genere, compresi anche i soggiorni se vogliamo, perché sono persone che trovano lì il loro momento di vita, sì. è il loro momento più felice, perché certe persone quando le vai a prendere a casa ti aspettano vicino alla porta che le fai salire sul polmino per andare nel centro anziani, quindi vuol dire che l'attesa crea emozione, crea aspettativa, crea interesse, quindi questo è molto importante. Adesso torniamo su questi temi, voglio far intervenire anche Luana Moras, Presidente Venezia. Entriamo nello specifico, quindi alla luce di questo che abbiamo fatto in generale nel vostro territorio. Allora, nel nostro territorio noi abbiamo 17 associazioni. Tante, insomma. Non sono tante, ma lavoriamo, abbiamo tante attività. Una delle cose che mi viene in mente, a San Donà con il comune abbiamo una convenzione dove gestiamo una ludoteca per bambini da 0 ai 4 anni. Ci sono 15 volontari che a turno si occupano volontari di questo. anziani? Vanno dai 65 ai 75 anni. Per cui quindi si rendono disponibili per... Sì. Ci sono ex maestre, ma ci sono anche persone che magari sono rimaste vedove oppure hanno del tanto il tempo perché hanno i figli o i nipoti lontano, per cui veramente devono occupare il loro tempo e si sono resi disponibili. All'interno abbiamo dei piccoli laboratori per i bambini, ne abbiamo tantissimi di piccoli per cui tante volte c'è la difficoltà, però vediamo che le mamme interagiscono molto, molto bene, per cui ci fanno i lavoretti con le mani, con la carta, si cerca di aiutare questi bambini ad avere la manualità, insomma, che adesso tra parentesi i ragazzi hanno anche perso. In effetti dopo continuiamo anche con certe attività, con i gruppi ad esempio del riciclo della carta. Sono state fatte, ad esempio quest'anno le signore hanno fatto le collane, questa è una di queste. Che bello! Sì, in effetti specialmente nei nostri laboratori, nei vari gruppi, è stato fatto un progetto che è stato diciamo, in collaborazione col CSV che lo ha finanziato per l'alternanza scuola-lavoro. Per cui nel nostro territorio 6 istituti con 9 classi, hanno partecipato circa 250 ragazzi, di cui più di una cinquantina hanno partecipato ai vari gruppi proprio per l'integrazione delle varie generazioni, per cui hanno interagito con i nostri anziani. Poi avete organizzato a Campolongo Maggiore pausa caffè, sì, cos'è? A Campolongo Maggiore 2 anni fa su un progetto a livello nazionale hanno iniziato questa sfida, diciamo. Sono andati in cerca, il progetto era proprio di andare in cerca degli invisibili, per cui quelle persone solitamente anziane o persone con handicap che non sono seguiti dai servizi sociali, che non creano problemi alla società, per cui sono persone che magari sono molto seguite in famiglia, non sono persone abbandonate e sole, però hanno tanta solitudine. Per cui sono proprio persone che restano a casa tutto il giorno con la badante oppure da soli. E Fausta, che è il presidente di Campolongo Maggiore, ha cominciato la ricerca, un po' in parrocchia, un po' sentendo una persona e l'altra, e aveva trovato 10 persone 2 anni fa. Attualmente sono più di 80. Infatti per fare i loro incontri il Comune ha messo a disposizione il teatro.
perché non ci stanno più. E cosa fanno in questi incontri? Allora, è diviso diciamo in due parti. La prima parte ci sono due psicologhe che sono state chiamate proprio per animare e per far parlare le persone. All'inizio non parlava nessuno, adesso vogliono parlare tutti. Tante volte si parla delle canzoni, si mettono a cantare. Qualcuno ha portato la fisarmonica, la chitarra, per cui attività ricreative, sì, insomma, sì. un po'. E dopo c'è proprio il caffè. Alle 10, 10:30 si fa la pausa, proprio la pausa caffè, e là c'è la gara delle signore perché hanno ricominciato a aver voglia di andare, prima si parlava proprio, aspettano questi momenti e fanno la gara per le torte. Per cui là non portano le torte, festeggiano i compleanni. Hanno trovato veramente una ragione di vivere, aspettano il venerdì, viene fatto il venerdì mattina proprio con molta ansia. È bellissima questa cosa qua, assolutamente. Sì, molto bella. Ci sono altre iniziative che pensate di avviare sul territorio? Sì, sono tantissime le iniziative. In effetti queste di Campolongo Maggiore, prima si parlava di centri estivi, il Comune ha visto come è stato gestito e questo permetterà a creare all'interno del Comune in collaborazione con Anteas il centro anziani. Infatti, per cui è di coinvolgimento. Infatti. Ecco, centri estivi, ci avviciniamo un po' al periodo. Soggiorni anche, tra virgolette, climatici, mare anziché montagna, per persone anziane che magari vogliono passare un periodo tranquillo, anche poi magari la famiglia e via. Siete strutturati anche per questo? Allora, noi siamo strutturati attraverso le nostre associazioni che sono nei territori. Quindi Anteas, di Anteas. Sempre Anteas. Sempre okay. Anteas. Poi di che lo facciamo assieme ai comuni. I comuni indirizzano le persone in associazione, noi raccogliamo la parte cosiddetta anche economica e poi che rivolgiamo al soggetto che ci rivolgiamo e organizziamo questi soggiorni che poi vanno a vedere, le associazioni vanno a vedere assieme al presidente, quindi vanno a vedere il luogo, il posto dove si trova. Di solito si fa sempre sul territorio di Rimini, quindi su quella zona lì, perché quelli estivi, perché ci sono gli alberghi, ci sono le strutture e le persone comincia nel mese di giugno, quindi verso fine giugno e va fino anche a settembre, quindi poi ricomincia, fanno i soggiorni anche in montagna. In montagna in quali zone avete? Va sul Trentino piuttosto che in quelle zone lì, quindi va su zone dove hanno bisogno, ma molte persone che vanno a fare i soggiorni estivi poi vanno a fare anche i soggiorni. Ah sì, proprio. Sì, quanto dura un soggiorno? Sì, perché dura 15 giorni. Sì, quindi. Era 15 giorni tra il giorno di partenza e il giorno d'arrivo. Parte da un posto ben preciso, c'è il pullman, li porta all'albergo, c'è sempre questo capogruppo che comunque organizza in modo che le persone, si cerca di trovare gli alberghi vicino alle spiagge per mettere le condizioni alle persone di poter essere più vicino al mare, quindi tutto compreso nel prezzo e anche, come si dice, da questo punto di vista che abbia anche la qualità, il rapporto prezzo-qualità che sia una cosa, ma di solito le persone sono il termometro poi dell'anno dopo che ti dicono sì, siamo stati bene, siamo stati male. Quindi dovete stare anche attenti. E quindi si sta attenti, quindi si cambia, si va dall'albergatore chiperense e dice guarda che lì sono successo questo, l'altra cosa, quindi si cerca di modificare anche per l'anno successivo. Questo è, soprattutto nel Veneto, è una delle cose che Antea fa sistematicamente in tutto il periodo estivo che riguarda tra giugno e settembre, quindi passano di là. Noi abbiamo questa. È chiaro che non mi sono dimenticato di dire prima, Anteas Veneto ha 30.000 soci, quindi non uno solo. Quindi vuol dire che noi abbiamo associazioni che hanno 500-600 soci da questo punto di vista, quindi noi siamo anche numericamente abbastanza importanti sostanzialmente. Infatti, no, questo sì. Restando sempre al discorso soggiorni, eccetera, voi organizzate, io dico tutti e due, dopo decidete voi che gite, escursioni, viaggi, qualcosa anche di più elaborato, no? Per persone che hanno bisogno anche o star via meno tempo per avere degli stimoli continui. Allora, si organizza anche le crociere, per esempio, una delle cose che Antea ha organizzato, e quando si organizza le crociere è chiaro si fanno dei prezzi migliori, nel senso che lo organizza Anteas.
quando si organizzano i viaggi magari culturali all'estero, piuttosto che, anche questo è un altro elemento. Poi si organizzano tutte le cosiddette gite culturali giornaliere, la dico, uso questo termine perché si parte la mattina, si torna la sera, si sta in compagnia, si va a vedere un posto, si pranza assieme e si fanno queste grandi gite. Si va anche fuori del Veneto, in Sardegna piuttosto che in Sicilia, si sta via una settimana e si organizza questo tipo di gite con la disponibilità delle persone e diceva, per non togliere prima, per esempio Campolongo Maggiore e la Fausta, quando organizza questo tipo di gite anche fuori Veneto, riesce a fare 3-4 pullman, 5. 3-4 pullman, 5. mamma mia, sono tantissimi. Sì. Ricordo che un pullman, insomma, cosa Sì, ha? 50 persone, ma per li cui organizza, delle volte deve un chiudere gruppone. l'iscrizione perché la gente, perché vedi, cioè il problema è che quando vai via in compagnia così trovi il tuo giusto metro di misura, quindi sei al tuo agio, quindi la gente va volentieri, poi è tutta un'amicizia. E dopo si stringono rapporti Sì. di amicizia, che Questa questa è è il un'altra rapporto cosa. di amicizia, Infatti. che è la cosa essenziale perché le persone si aggregano e stiano insieme. Ecco, ci deve essere un'iscrizione all'Anteas, come Sì. funziona? Funziona che ci si iscrive, ogni associazione decide il proprio importo che varia 7, 8, 10, 15 euro in base, è proprio l'associazione, la singola associazione che decide. E si è soci per un anno, da gennaio a dicembre. Questo ti permette di partecipare a tutte le attività che Anteas fa, per cui è una cosa abbastanza minima. Volevo aggiungere una cosa rispetto alla domanda di prima. Ci sono tantissime proposte culturali, perché in effetti la nostra è un'associazione socioculturale, dove si punta molto sul sociale e anche le proposte culturali hanno sempre un altro aspetto, che è quello dell'aggregazione, che per noi è molto importante. Sono state fatte varie anche esperienze, una di quelle che l'abbiamo fatta nella nostra cittadina San Donà di Piave è stata quella di proporre la conoscenza del territorio. Noi abbiamo Venezia vicino e ci siamo resi conto che pochissimi la conoscono. Per cui iniziamo a ottobre e finiamo a marzo, facciamo delle visite guidate a Venezia. Siamo partiti un po' in sordina, quest'anno abbiamo fatto l'ultima uscita che abbiamo fatto alle isole, con un tempo infame perché era il 5 di maggio, diluviava, però per un anno intero abbiamo portato a Venezia più di 110 persone. Suddivise in gruppi di 25-26 persone. Tutti contenti perché hanno avuto modo di contentissimi perché quest'anno abbiamo visitato le chiese di Venezia, abbiamo fatto Quindi l'anno andate prima. a tema con un supporto di qualcuno. Sì, abbiamo la guida, ogni gruppo ha la propria guida, gli auricolari, che si creano dei percorsi e in più abbiamo dopo le passeggiate a Venezia, proprio con la visita eventualmente di determinati luoghi. Venezia è donna, diceva la nostra guida, per cui ci ha portato nei vari luoghi dove c'è l'importanza della donna. Abbiamo visto la prima scuola per ostetriche del mondo, è fatta a Venezia, cioè, per cui tante cose, tante piccole curiosità e con questo le persone sono felici. Ecco, prima si parlava di felicità, proprio... assolutamente, sono degli stimoli continui, cose, obiettivi che ti si pongono, insomma, costruiti anche bene con chi ha esperienza, questo è molto anche importante, senza dubbio. Quindi... Volevo dire, aggiungere un'altra cosa. Prima sul costo tessere è un costo che decide l'associazione, però dobbiamo anche ricordare che quel costo c'è dentro l'assicurazione dei soggetti, dei volontari, perché non è che quel costo sia un costo puro per l'assicurazione, perché dopo noi dobbiamo assicurare tutti i volontari, tutti i soci, perché questo diventa un momento, come si dice, importante da fare. Ecco, per fare i volontari, come si fa? Se qualcuno invece volesse dall'altra parte fare la persona che si dà come volontario per fare qualche attività, c'è posto? Sì, c'è posto, perché anzi i volontari, noi vorrei fare un richiamo, che tutti coloro che volessero dedicare un po' di tempo libero al proprio territorio, basta che si rivolga nel territorio dell'associazione, e i volontari che sono quelli che noi abbiamo bisogno, perché c'è un problema che magari ci sfugge a tutti: i bisogni delle persone aumentano sempre di più. E quindi c'è bisogno di intervenire sempre di più, per esempio nel trasporto sociale. E quindi è chiaro che
abbiamo i volontari che magari che usano i mezzi, e più ce ne sono meglio è, perché vuol dire che Certo. cominciamo anche a dare a tutti, come dice, un po' di respiro, perché noi abbiamo volontari che corrono 4-5 ore al giorno anche. Chiedo gentilmente se dalla regia rimettono, prima siamo in chiusura, i numeri telefonici, quelli qua provinciali, che possono essere chiamati per il Veneto, numero regionale 50 40 945, e poi via via per le varie territoriali, diceva prima Padova 875 04 53, e poi Venezia, se vuole dirlo lei, signora. 041 290 50 32. E ci sono tutti gli altri, quindi lasciamoli un attimo. Qualche novità, qualcosa, un'ultima notizia prima di chiudere? Che ha da dire? La novità è che Padova è la città del volontariato europeo del 2000. Noi faremo un progetto regionale su Padova, con Padova, con il supporto di Antea Nazionale, e quindi lo faremo in questa grande occasione. Quindi questa sarà il nostro bigliettino da visita, che come Antea ci presenteremo a Padova, con la città del volontariato, nel 2000. Perfetto, quindi questo è il prossimo obiettivo che vi prefissate. Questo sì. Allora io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, di essere stati qui con noi, di averci illustrato le tantissime iniziative che vengono fatte. Come vi ricordo, questo è uno spazio appunto dell'FNP, della CISL, questa volta protagonisti sono state l'Anteas, che comunque diciamo è una longa manus, dai, è la parte divertente del sindacato dei pensionati, perché effettivamente organizza tante modalità per stare bene insieme, in compagnia, per essere supportati, per non sentirsi soli, per sentirsi ancora partecipi della vita anche di altre persone, condividere esperienze, non soltanto. Noi aspettiamo i vostri racconti, però li aspettiamo quando saranno pronti a settembre-ottobre. Certo. Li attendiamo. Grazie per essere stati qui con noi, grazie ai nostri telespettatori, noi ci vediamo presto. Grazie ai telespettatori.